Certo, lui l'ha detto alla sicurezza. C'è Francesco Cambuca, ciao comunque, Dire da fare il commento tecnico. Ciao, ciao, Bruno. Amici di Sportisi, appassionati di calcio a 5, ben trovati al Toccia Stadium per il derby palermitano tra Palermo Calcio a 5 e Veco Valido per il girone A del campionato di Serie C1, una partita che ha tanti significati all'interno di questi 60 minuti, partita che mette di fronte i rosanero reduci dalla sconfitta sul parquet del Punta Puglia Bagheria e i giallorossi che a loro volta non stanno di certo vivendo una stagione facile, una stagione da neopromossa. Allora ragazzi, iniziamo questa partita in racconto dall'inizio alla fine senza parlare mai. Cominciamo con Rizzuto, Scarlato, Solino e Minelli. Dai! Fabio, qua siamo, va. Si comincia con il primo pallone gestito da Sanzo, che è il pivot titolare almeno per l'inizio della partita per la Veco. Siamo con lui i due Molinaro, ovvero sia Marco Molinaro, maglia 28, e Mario Molinaro, uno degli ex di turno, con la maglia numero 4 a completare il quintetto un altro ex rosanero, ovvero sia Roberto Sorrisi, maglia numero 8. Qualche piccolo problema ad una delle due reti. Sicuramente qualcuno sarà Vedi che ti salto addosso, Ti salto addosso, ti salto addosso. Stavolta ti salto addosso. Io me li... Allora ragazzi, No. Forza raga, muoviamo sta palla, dai. Manco la casa. Occhio, ti salto addosso stavolta. Manco la casa. Sistemata la rete che verrà difesa in questo primo tempo da Gregorio Abate, veterano del futsal palermitano, chiamato a difendere i pali in questa seconda parte di stagione della Veco Palermo, squadra rivoluzionata a dicembre. Palermo che invece scende in campo con Lobuglio a difendere i pali, a completare il quintetto ci pensano Mineo Tuzzolino, Sgarlata e Vincenzo Rizzuto. Quindi solo il via da parte dei due arbitri, qualche minuto di ritardo rispetto all'inizio previsto alle ore 17. Muoviamoci, non stiamo fermi. Liscio, muoviti, liscio. Una cosa al direttore. Ma io lo so.
Mezzo maratona. Piccolo problema anche alle casacche. Adesso dovrebbe essere tutto pronto con Enrico Sanzo che gestirà il primo pallone della partita. Inizia Palermo calcio a 5, Veco Palermo. Tra l'altro piccola novità regolamentare che entrerà in vigore nella stagione 2023-2024 per il campionato di Serie C1, quindi per i campionati regionali di calcio a 5. Intanto subito fallo di Rizzuto su Sanzo. Primo fischio dopo 17 secondi. Dicevo della novità regolamentare prevista a partire dalla prossima stagione anche in Serie C1, come accade di fatto dalla Serie B a salire. Dall'anno prossimo si giocheranno non più 2 tempi da 30 minuti tradizionali con lo scorrimento regolare del tempo, bensì 2 frazioni da 20 minuti ciascuna con l'introduzione del tempo effettivo, quindi la presenza di 2 arbitri a dirigere la partita e di un terzo arbitro che svolgerà la funzione di cronometrista. Quindi tutte le società dal prossimo anno dovranno essere ovviamente dotate di questo sistema per far tenere regolarmente il tempo. Tanto muove palla Mario Molinaro, poi Sorrisi. Ora Sanzo affrontato da Tuzzolino. La rimessa sarà per il Palermo. Come detto, il reduce dalla sconfitta del Pada alla Chiesa Setti Carrara contro il Puntavuglia Pagari. È una partita comunque condizionata da quelli che sono stati episodi sfavorevoli alla squadra di Mister Lo Piccolo, come l'autogol di Marco Marretta. Intanto attenzione a Tuzzolino che spara col sinistro, palla sopra la traversa e subito crea i presupposti per il gol Giovanni Tuzzolino. Mettiamoci bene. Via Sgarlà. Non perdere il contrasto. Intanto fallo di Sgarlata su Marco Molinaro e secondo fischio in 2 minuti per il contro il Palermo. Occhio qua. Calcio di punizione sul pallone Sanzo. Tra le altre San Gregorio Papa, Tititaka, Vincenzo l'angolo, l'esperto pivot classe 87. Ok, va bene così, ora sì. C'è il fischio. Sanzo cerca la porta, blocca lo buio. Partiamo raga, prima. C'è più. Va da Tuzzolino. C'è raga, prima. Rizzuto. Tuzzolino si appoggia a Sgarlata in gol nella gara contro il Puntavuglia. Esci incontro. Il numero 30 in possesso del pallone. Mineo. Tuzzolino subito per Rizzuto, pallone non semplice da gestire, ci riesce comunque il numero 8, poi Tuzzolino per Sgarlata che calcia col destro, ribatte Sanzo, poi Tuzzolino per Mineo, spalla alla porta, cerca la solata per restituire, non trova il pallone. Mario Molinaro, palla in avanti per Sorrisi che non controlla bene, alla meglio Rizzuto. Partita che inevitabilmente investe un'importanza capitale per entrambe le squadre. Qui Mineo cerca la palla per Tuzzolino che non riesce ad agganciare. Intanto Abate per rimettere in gioco. Ora, tutti in mezzo, Marco Molinaro doveva puntare Sgarlata, palla lungolinea per Sanzo, affrontato da Rizzuto. Bene Tuzzolino intanto con recupero palla, prova ad allungare la falcata, lo trattiene Mario Molinaro, poi la mette in fallo laterale Sanzo. Dicevo, turno di campionato particolarmente importante per entrambe le squadre. Ricordo che tanto mentre Sgarlata viene chiuso da Marco Molinaro, riesce a tenere la palla in campo con una magia, poi non ci riesce sul dribbling. C'è Palermo che
ha 17 punti in 17 partite, nono posto, con 6 lunghezze di vantaggio sulla zona playout e ben 13 di vantaggio sulla Veco, che è ultima in classifica, 4 punti, una sola vittoria in 17 giornate, tra l'altro giornata che vede l'Isola affrontare il Mistral Carini, e questo potrebbe dare qualche speranza in più in ottica salvezza. Lo Buio deve superarsi sull'inserimento di Sorrisi. Battuta dell'angolo, Sanso, Mario Molinaro si appoggia ad Abate. Dicevo, delle altre partite in chiave salvezza c'è San Vitolo Capo contro la Sultana San Lorenzo, che vuol dire penultima contro terzultima. Qui intanto occhio a Sanso, tocco di Rizzuto, calcio d'angolo. Poi c'è un buco di 7 punti per arrivare dal Palermo calcio a 5 al tandem Punta Vuglia Bagheria 89ers. Intanto conclusione di Molinaro direttamente fuori, altra deviazione, altro calcio d'angolo. Occhio di nuovo! Girati vicino, lo fa di nuovo, Marco Molinaro che va a battere per Mario Molinaro, che spara con il destro, deviazione, e poi Rizzuto interviene. Mineo prova a spingere la ripartenza, viene rimontato da Sanso, che gli porta via la palla senza commettere fallo. Sanso poi adesso si invertono i ruoli, Sanso riesce a giocare su Marco Molinaro, ora Sorrisi, ancora Sanso, Mario Molinaro, si rifugia da Abate, che giocherà a lungo a cercare Sanso, che però veniva in contro. Allora palla persa, palla buttata via dalla Veco, che ha iniziato con buon piglio questa partita. Rizzuto, Tuzzolino, Rizzuto, ora Tuzzolino, senza Sgarlato ovviamente, adesso riceve. In 3. Lascia le spalle. 1-2. Rizzuto contro Sorrisi, lo salto, poi arriva Mario Molinaro. C'è sempre il centro di mezzo. Palla in fallo laterale con Tuzzolino che appoggia su Rizzuto. Sgarlata. Sgarlata cambia fronte, va da Tuzzolino che arriva in spaccata, arriva col passo lungo e non riesce nel giocare il pallone verso la porta o verso l'area. Ok. Tanto se ne va il primo spicchio di partita, 7,5 sul cronometro, sempre 0-0 con la Veco che ha avuto la palla gol più ghiotta della partita con Sorrisi. Qui Mario Molinaro finta di calciare, ricomincia da Marco Molinaro, Sanso, Marco Molinaro, Sorrisi, lungo linea a cercare Sanso che viene chiuso, poi Marco Molinaro tocca per ultimo. Messa Palermo con Tuzzolino, Mineo allarga, lo fa male, chiede scusa Mineo, si è mossi qualcosa sulla panchina del Palermo. Qui Marco Molinaro evita Sgarlato, cambia fronte, va da Mario Molinaro, guarda sempre la porta, qui calcia, trova la mano sinistra di Paolo Lo Buio a mettere in calcio d'angolo. Mario Molinaro che ha trovato spesso e volentieri la via del gol con la maglia rosanero. Qui ci prova ancora, questa volta trova Rizzuto, poi Mineo subito aggredito dal centrale avversario. Mineo prova a passare, lo ferma Mario Molinaro. Allora attenzione al 3 contro 1, Sanso va dentro e Marco Molinaro si divora il gol. Ora prova a ripartire il Palermo dall'altra parte con Mineo. Sgarlata, Tuzzolino se la porta sul destro, Abate in calcio d'angolo, una grande opportunità per parte, ma si rimane 0-0. La battuta dell'angolo affidata a Fabio Mineo. Se la sono vista brutta entrambe le squadre, ma hanno anche opportunità di recriminare entrambe le squadre, con quelle che per il momento rimangono le occasioni più importanti della partita, racchiuse in 10 secondi. Sorrisi scavalca, colpisce di testa Tuzzolino, poi Mineo si gira fronte alla porta, cerca la palla dentro, una brutta palla questa per Mineo, calibrata male. Abate,
battuta lungolinea, arriva Marco Molinaro, esce e non esce lo buio, che poi trova il pallone dopo il controllo da parte del numero 28 avversario. Tuzzolino decide di frenare, si appoggia a Rizzuto mentre scocca l'ora di Gabriele Gennaro, che nell'ultima gara casalinga ha trovato 2 volte il gol contro il Resultana San Lorenzo. Partita finita punteggio di 5-1. Qui intanto Sanso la tiene, rischia di commettere fallo Rizzuto, l'arbitro non lo sanziona, poi Mario Molinaro controlla una palla complicata. Sanso cerca e trova Marco Molinaro, Rizzuto cerca di non farlo girare, ma la palla in qualche modo arriva a Sanso. C'è il tocco per Di Grazia, è entrato in campo proprio al posto di Mario Molinaro. Eccolo, il numero 6, Carmelo Di Grazia. Sorrisi, Molinaro sterza, si porta il pallone oltre la linea laterale. Intanto scocca l'ora di Daricca e di Marretta. Entra in partita questa volta Garencorso, il capitano, perché nella quasi totalità delle sue presenze il meglio rosanero ha giocato dal primo minuto. Scelta di iniziare con Rizzuto in quintetto, mister Lo Piccolo. Daricca. Daricca prova a sfidare Sorrisi in velocità, ma il raddoppio vincente di Di Grazia. Palla in fallo laterale. Marretta la gira subito su Sgarlata, prova a prendere ritmo il 30, che poi va con la palla in verticale, chiede anche un tocco con la mano ma non viene ascoltato dall'arbitro, così come non viene ascoltato Calò, che reclama stavolta un fallo di mano di Sgarlata. Occhio alla palla per Daricca, serie di rimpalli, ultimo tocco del numero 21 di casa. Allora riparte dal fondo Gregory Abate. Sali Gabriele. Intanto tentativo di verticalizzazione di Grazia che non trova Calò. Gennaro prova a passare, fermato da Sanso, poi avanza Di Grazia. Sanso contro Marretta, la sterzata, serie di finte, ancora Sanso, destro con lo buio che dice di no, poi prova a uscire palla al piede, ci riesce Sgarlata, il tocco per Daricca. Daricca, uno sguardo al centro dove c'è Gennaro che viene fermato, poi è fallo laterale per il Palermo. Marretta, palla per Daricca, ancora a puntare, calcia, c'è la deviazione di Sanso, poi Calò. Sorrisi non riesce a trovarla Calò, lascia uscire in fallo laterale Marretta. Tanto spazio per Davì, quindi completa la prima rotazione Sterlo Piccolo. Campo c'è un quintetto completamente nuovo davanti allo buio, un quartetto davanti allo buio. Daricca, Gennaro, Daricca prova a piazzarla, chiude Di Grazia, era andato da tutt'altra parte Abate, quindi se fosse passato il piatto destro di Daricca probabilmente sarebbe stato totalmente spiazzato il portiere della Veco. Veco che adesso si difende ancora da Daricca, uno contro uno con Sanso, sterza, calcia, palla fuori, non ha dato un'occhiata al secondo palo, qui Daricca c'era Davì completamente solo. Intanto fallo cumulativo contro la Veco e arriva dopo 13 minuti e mezzo il primo fischio contro la squadra giallorossa. 2-1 adesso il conteggio, quando ci avviciniamo a metà del primo tempo. Il punteggio non si schiova, sempre 0-0 qui al Toccia Stadium. Su. Palermo che ha vissuto l'appendice quello che è stato e che si prospetta essere ancora un pomeriggio di emozioni, ma ne parliamo dopo perché c'è Daricca costretto però a ricominciare. Resiste anche al tentativo di entrata da parte di Sanso. Daricca finge il tiro, Davi non si chiude il triangolo, fallo di Grazia. Dicevo, pomeriggio carico di emozioni a tinte rosanero a partire dalla gara contro il Frosinone pareggiata per 1-1 con i rosa di Eugenio Corini che avevano trovato un gol capolavoro con Valerio Verre prima di subire il pareggio da parte di Daniel Boloca. 2 falli a testa dopo quasi metà primo tempo, 14:40 sul cronometro.
e c'è Marco Marretta. Fa sistemare i compagni il capitano rosanero. Barriera scomposta come di consueto per Abate. C'è il fischio. Marretta cerca la porta, Abate in qualche modo smanaccia. Forse la soluzione meno attesa, ovvero il tiro di Marco Marretta, uno che raramente calcia verso la porta. Occhio a Davi che tira, palla fuori. Ragazzi, forza, dai! Sanso per Di Grazia, è entrato in partita anche Terranova, maglia numero 10 per lui. Forte Marco, forte, c'è alle spalle Gabri. Forte, Eccolo Terranova, prova a girarsi, la perde. Senza perdere. Dai, su. Dai. Marretta, Guardalo, vogliamo stare la P. Daricca prova a puntare Calò, la mette sul secondo palo dove c'è Gennaro che controlla, resiste al primo impatto, poi il tocco di Grazia all'ultimo. Uno. Calcio d'angolo. C'è Davi, fa scorrere Gennaro per Daricca, tiro contratto da Di Grazia, poi Terranova la tiene sull'attacco di Daricca, arriva Gennaro a recuperare. Gennaro la sterzata, poi prova a passare, non ci riesce, poi ancora vince il rimpallo, lo chiude Di Grazia. Rimessa per il Palermo all'altezza della linea del centrocampo. Davi, Daricca, lo attende sempre Calò. Il blocco di Gennaro, ancora Daricca che prova a passare su Calò, va dall'altra parte, l'entrata di Calò, il giallo per il numero 29, calcio di punizione, terzo fallo. Terzo fallo Veco. Marco! L'arbitro va a sistemare il punto di battuta di questo calcio di punizione. 1-2 Marre! C'è Daricca sulla palla. C'è il fischio. Daricca su Marretta che cerca di suolarla ancora per Daricca. Chiude il quintetto giallo-rosso. Riparte dalla sua metà campo il Palermo. 18 trascorsi, 12 da giocare nella prima frazione. Punteggio che vede ancora le due squadre sullo 0-0. Adesso Palermo che cerca di prendere il pallino del gioco in mano. Gennaro la tiene su Di Grazia, poi Marretta, subito Daricca. Daricca, la finta di corpo che disorienta Calò, ancora Daricca che adesso ha la possibilità di puntare con maggiore decisione il numero 29 in quanto è ammonito. Passa però dall'altra parte Daricca. Gennaro non riesce a girarsi, chiede anche una trattenuta e adesso la panchina della Veco chiede time out, tiene time out. Poco più di 11 all'intervallo. Basta, veniamo qua. Vi dovete fermare però. A chiacchierare non è Ci siamo, dai. Allora, prima situazione, innanzitutto finiamo e smettiamola di lasciare gli uomini. Mio e tuo, non può funzionare. Più accorciamo, meglio è. Appena accorciamo e ci mettiamo a un metro, loro vanno in difficoltà e non hanno come giocare. Quando perdiamo la palla, accorciamo subito sulla palla, accorciamo subito sulla palla, cerchiamo di aggredire di noi gli avversari. E è un'altra cosa, quando impostiamo, Gabriele, cerchiamolo un pochino di più. E quando l'abbiamo trovata andiamoci incontro sempre. C'è il studio di incontro, Va bene, ti devo muovere tanto. Facciamo calma, tranquillità, ma soprattutto quando perdiamo sta palla voglio vedere che Gabriele sta. Un po' più attivo,
Termina il minuto di sospensione richiesto dall'Aveco. Ricordo tra l'altro che non c'è il tecnico della formazione giallorossa, ossia Nicola Gritto, il quale è squalificato. Chiudiamo il centro su. Chiudiamo il centro su. Sono in panchina altri due Forte. uno ex rosanero, Giovanni Salerno, l'altro figlio del Tocia con Emanuele Barbieri, per il momento in panchina e per il momento non chiamati in causa dalla propria panchina. Attenzione intanto a Marretta che recupera, non c'è un fallo, sì. Fallo sullo buio, quarto fallo. Dai vantaggio e poi lo accumuli. Dai, basta, va a fischiare, dai, ormai ha fischiato, a posto fallo. Giochiamo, guarda Qui reclamava giustamente la concessione del vantaggio il Palermo. Qui Gennaro a pressare su Molinaro che è tornato in campo, per la butta via di Grazia. Eccolo Salerno per entrata in campo, protagonista di una stagione, la 2016-2017, in cui ha spesso segnato giocando da pivot. Intanto un di Gennaro sul fondo, stagione culminata nella disputa della Final Four di Coppa Italia di Serie C2. Terranova sbaglia, allora attenzione a Gennaro destro e para Abate che si accartoccia, la prende con i piedi. Da Ricca riesce a passare, c'è un varco per lui, lo chiude Terranova. Poi Marretta che imposta ancora per il suo numero 21, sicuramente uno dei più nel vivo del gioco. Davi converge, Davi fermato da Di Grazia, poi Gennaro a pressare, Davi prova a recuperare il pallone, Davi ancora a pressare, la recupera in qualche modo l'Aveco, poi fallo laterale per la squadra giallo-rossa. Salerno sul destro, la smanaccia allo buio e poi Davi non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Alberto, veloce Gabri, Andrea, pronto Andrea, su, forte Salvo, forte Salvo. Terranova, mentre è entrato Alberto Russo al posto di Gennaro, quindi cambia ancora pivot Mister Lo Piccolo. Da Ricca riesce a passare su Di Grazia, tiene il pallone in campo, no. C'era stata comunque la deviazione, quindi il fallo laterale è per il Palermo. Mentre entra in partita adesso Marco Molinaro, maglia numero 30, c'è stato un errore nella distinta. Il numero 28 ha giocato fin qui Calvaruso, quindi Calvaruso col 28, Molinaro col 30. Calvaruso che è stato uno dei giocatori più in luce nella gara di andata. Intanto attenzione all'avanzata proprio di Marco Molinaro, tocco per Salerno, lo buio, allarga la gamba sinistra, mette in angolo. Calvaruso se la porta sul destro, non può calciare perché Russo lo chiude, allora costretto a ricominciare e ad appoggiarsi a Di Grazia. Molinaro cerca di passare per Calvaruso, si alza e la prende con le mani lo buio che innesca subito Da Ricca. Da Ricca fermato da Calvaruso, allora prova a ripartire, poi cerca anche il contatto con l'avversario che lo ferma. Raddoppiato Calvaruso, non riesce a passare, Da Ricca gli porta via palla, poi cerca in qualche modo di uscire Da Ricca e poi è calcio d'angolo. Alberto, pronto a uscire qua. Su Alberto. C'è la botta di Mario Molinaro che trova il corpo di Russo. Ancora Mario Molinaro che avanza sempre contro Russo. Palla che torna da Barba. Qui recupero palla di Calvaruso, poi Da Ricca la perde. Da Ricca per poi, Da Ricca per poi. Qui avanza Marco Molinaro, calcia male. Tanto torna Sgarlata.
Veloce. Tornerà anche, anzi debutta in partita Andrea Lupo Rizzuto, muoviti e Rizzuto. si va a ricomporre in minima parte, a dire la verità, col Palermo stagione 2016-2017 di cui parlavo prima, in cui c'erano Salerno, Lupo, ovviamente anche Mineo. Continua. Non fare fallo. Girati. Tanto Marco Molinaro appoggia per Mario Molinaro. Forte, saliamo. Alberto alle spalle, Alberto, sulla Alberto. 14 anni di differenza tra i due. Qui intanto Calvaruso, raddoppiato e fermato. Poi Russo, la maglia si allarga, l'arbitro lascia giocare. Sgarlata contro Marco Molinaro. Riesce, dopo aver essersi complicato la vita, riesce a trovare Lupo. Ancora Sgarlata, fronte alla porta. Davi, uno sguardo al centro. C'è Russo che non controlla. Marco Molinaro, Mario Molinaro alza questo pallone. Calvaruso si riappoggia al numero 4. Salerno. Su Salvo, segui Alberto. Forza Alberto. Mario Molinaro. Marco Molinaro. Ancora. Ultimi 5 del primo tempo. Abate. La può calciare, trova il piede di Davi, poi rovesciata, è entrata la Sgarlata che non succede. Poi trattenuta di Salerno sul Russo. Quinto fallo commesso dalla Vecco. Torna Rizzuto. Palermo che è fermo ai 2 falli commessi dopo 2 minuti. Dopodiché solo fischi contro la squadra ospite. Rizzuto. Sgarlata, la palla passa, c'è sabotaggio sulla linea. Poi Russo e Abate con un miracolo la mette in calcio d'angolo. Ancora uno. Intanto lo schema che non trova Russo all'appuntamento. Russo che poi mette una mano sulle spalle di Salerno. L'arbitro fischia probabilmente quando il contatto. Dietro il calcio Qua Sgarlata. Si era ormai esaurito, quindi ovviamente la somma di contatti ha portato al fischio, che è il terzo contro il Palermo a 3,5 dalla fine. E ora occhio a Mario Molinaro che prende la rincorsa, guarda la porta, spara il destro deviato da Russo. Calcio d'angolo. Dietro c'è Sgarlata. Qua. Angolo di Calvaruso per Marco Molinaro, tiro ribattuto da Russo che poi prova a infastidire il numero 30 avversario. Ancora Marco Molinaro che riesce a tenerlo. Mario Molinaro ancora per il suo numero 30, pressato da Rizzuto, se l'è trattenuto, l'arbitro punisce quella di Rizzuto. Occhio allora dall'altra parte a Calvaruso che calcia 5-4 il conto dei falli. Sgarlata prova a passare, tocca a Rizzuto. Russo si gira, calcia sopra la traversa. Questa volta probabilmente nulla avrebbe potuto abbattere. Molinaro Via. dove palla dalla retrovia la Vecco. Ultimi 2 minuti in arrivo per questo primo tempo. Sgarlata guadagna il fallo laterale. Si arrabbia Marco Molinaro con i suoi compagni. Lupo scambia con Rizzuto. Russo prova a girarsi, questa volta scarica Rizzuto. Lupo, già 2 palle gol importanti per Alberto Russo. Sulla prima è stato straordinario Abate, sulla seconda è mancato un po' di precisione. Sgarlata tocca su Rizzuto, chiude Salerno, poi Russo, anzi Lupo. Sgarlata, Lupo, Rizzuto prova a passare il tunnel su Mario Molinaro, poi chiude Calvaruso. Tanto c'è Tuzzolino, quindi alleggerisce un po' il quintetto, cerca di giocare con un po' più di dinamismo il Palermo in questo finale di primo tempo. D'altra parte Sanso è pronto a entrare. Sgarlata, Tuzzolino,
Porta fuori il pallone, serve Lupo. Rizzuto. Scarlata. Lupo. Tocco per Scarlata. Lupo all'angolo, cerca la triangolazione che non si chiude. Poi la pressione di Tuzzolino su Calvaruso. Calvaruso cerca luce per lanciare, alla fine ci riesce. Si sta giocando l'ultimo minuto del primo tempo. Lo Buio, palla per Rizzuto. Lupo. Scarlata prova a passare su Salerno, alla fine ci riesce con un rimpallo. Rizzuto per Lupo. Cerca ancora la palla in verticale, la chiude Calvaruso, che poi cerca dall'altra parte Marco Molinaro. Il controllo, Marco Molinaro cerca la palla dentro, poi calcia e Lo Buio vola sulla sua destra, palla in fallo laterale. Potrebbe essere dell'Aveco l'ultimo possesso del primo tempo. Mario Molinaro, Sanso. Ancora per Marco Molinaro, non si chiude il triangolo, allora attenzione a Tuzzolino che può andare. Tuzzolino cerca Lupo sul secondo palo. E poi finisce il primo tempo sullo 0-0. Partita molto intensa, molto tesa per il momento, senza un padrone. Noi ci rivediamo e ci risentiamo tra pochi minuti. Intanto restate con noi per qualche contributo dai campi targati Sportisili. Si fa sempre più dura, le 8 si scontrano per un sogno chiamato Final Four. Avvia il primo dei due atti, amici di Sportisili. Ciao da Salvo Giracci, benvenuti al Palacus di Palermo e Villauria Itria, l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia Under 19, Sicilia contro Puglia. Ci appoggiamo al ricordo delle vittime del terremoto in Turchia e Siria. Rosato cerca di soluzioni l'Itria, ma il pallone viene recuperato in zona pericolosa davanti la porta, non può sbagliare il Villauria. Pignone porta avanti i palermitani 1-0 a 17:48 dalla fine del primo tempo. Conclusione da fuori a Zarello, il pallone rimane in piena area di rigore, c'è il gol dell'Itria. Tagliente ha pareggiato Tagliente. Il match si rimette in parità, la risposta di Azzarello davanti il giocatore in maglia gialla. 1-1 al Palacus. La battuta andrà alla piana, c'è lo stesso Pinto in barriera. Il tiro traversa, pallone che rimbalza giù e non entra. Alzata morbidissima, invitante per Orlando, appena entrato, sbaglia la conclusione e c'è il calcio di rigore per il Villauria, cartellino giallo su Moggia. La Barbera batte Pinto, il gol del Villauria, 2-1. Nuovamente in vantaggio la squadra di Speciale, grazie al proprio capitano. Domanda, soluzione corta, Tagliente sul sinistro, grandissimo gol di Tagliente che ha trovato l'angolino e c'è il gol dell'Itria, 2-2, partita bella, doppietta per Tagliente. Palla alla Barbera per andare dall'altro lato, Muratore si rifugia da Azzarello. La Barbera avanti, il tiro, mamma mia che cosa ha trovato in porta la Barbera, super gol, 3-2 Villauria, una magia del capitano dei palermitani. Pinto da capo, Tagliente avanza superando due avversari verso il centro, Tagliente, azione personale, gol personale, tutto top per la tripletta personale di Tagliente, 3-3, altro botta e risposta, ha fatto tutto lui. Muratore, ancora Orlando, regolare il recupero del pallone, Tagliente allarga davanti il portiere, la Domada va a respingere Azzarello. Semeraro, deviazione e la rivolta dell'Itria è completata. Semeraro da fuori, 4-3. Non arrivano occasioni pericolose per il Villauria.
pallone messo giù, ancora la Domada, cerca di intercettare Mignone, ancora la Domada, davanti a Zarello, lo mette giù e c'è il gol da parte di la Domada, quello che l'Itria stava aspettando da tutto il pomeriggio. 5-3 per l'Itria che si porta più 2. Battuta rapida, pallone che non sfila, c'è stato il tentativo di passarla dietro, avanza le Villauria, c'è spazio abbastanza per la Barbera, palo assurdo di La Barbera a un passo dalla tripletta. Con un po' di calma Orlando per far rifiatare se stesso e i suoi. La Barbera fa passare, evita il portiere, va a segnare il gol del Villauria. 4-5, è ancora aperta questa partita. Il Villauria c'è grazie alla rete di Orlando, c'è l'ammonizione intanto per Rosato, era già stato ammonito, cartellino rosso. Rosato che va fuori. L'Itria vuole soltanto la sirena finale per poter esultare a questa vittoria in terra palermitana. 5-4 per l'Itria. Chi sbanca il Palacus batte 5-4 il Villauria. Enna e Don Carlo Misilmeri recuperano la partita in programma per la 21esima giornata del girone A del campionato di eccellenza, partita rinviata di 3 giorni a causa delle condizioni non ottimali sia a livello meteo che a livello di terreno di gioco, e allora il generale Gaeta si riempie per questo big match che potrebbe restituire la testa della classifica ai padroni di casa oppure rianimare i sogni di promozione degli uomini guidati da Mister Aroni, che partono subito forte col tentativo dopo 90 secondi di Lucera, tentativo che si spegne direttamente tra le braccia del portiere. Risponde subito Lenna dopo 5 minuti con questa azione sulla sinistra, orchestrata in particolare da Arcidiacono, che arriva sul fondo. Questo tiro cross che viene deviato in calcio d'angolo è il preludio al gol che sblocca la partita. Angolo dalla destra di Calonia, pallone che rimane in aria e poi finisce sui piedi di Zappalà, che dopo 6 minuti porta in vantaggio Lenna. Esplode il generale Gaeta, la zampata vincente del difensore di Mister Strano, che dopo poco più di 6 giri di lancette porta in vantaggio la sua squadra. Prova a rispondere la Don Carlo Misilmeri, qui l'errore nel rinvio consegna di fatto il pallone ancora sui piedi di Lucera, che si defila, calcia questa volta col sinistro, la palla si perde sopra la traversa, poi torna a farsi vedere in zona offensiva Lenna con questa palla che arriva al limite dell'area di rigore. C'è questo cross che arriva Torniamo live al Social Stadium, secondo tempo. Primo tempo che si è chiuso sullo 0-0. Ora siamo pronti per l'inizio della ripresa con Rizzuto che muove il pallone, con lui da Ricca Davì e Sgarlato davanti allo buio. Dall'altra parte Sanzo, Calvaruso, Sorrisi e Mario Molinaro davanti ad Abate. Qui non riesce lo scambio tra Daricca e Sgarlata. Calvaruso alza questo pallone per Sorrisi, testa bene Daricca, poi Sgarlata per Rizzuto. Rizzuto tocca per Davì, Sgarlata al tiro, spinge Mario Molinaro, poi Daricca il primo ad arrivare sul rimpallo, riesce anche a tenerla in campo, sempre Daricca, scarica su Rizzuto. Davì, Daricca, Rizzuto, Rizzuto traccia per Davì che non arriva, arriva invece Abate che prova a far ripartire velocemente la vecchia. Calvaruso, Sorrisi anticipato da Rizzuto che poi prova ad arrivare sul pallone e ci riesce. Rizzuto va dentro, c'è la trattenuta di Sanzo su Sgarlata evidentissima e i due arbitri non se ne sono accorti. Sarebbe arrivato per primo sul pallone il numero 30 rosanero. Questa è una topica abbastanza grave
Forte, 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 forte. Mentre qui perde palla Laveco. In tre. Sempre alle spalle, Vince. Sempre alle spalle, Vince. Qui intanto sgarlata la palla per Daricca che non controlla bene e spreca. Sanso dall'altra parte prova a partire, Rizzuto che va a sgambettare il suo stesso compagno, poi Sanso la mette al centro e qui Rizzuto con un eccesso di foga ha fatto di fatto commesso fallo su un suo stesso compagno di squadra. Daricca prova a puntare Sorrisi, la sterzata, ancora Daricca, passa su Sorrisi, poi va dentro, chiude Mario Molinaro. Sorrisi fermato ancora da Rizzuto, rimessa Veco, Molinaro, Calvaruso sbaglia il tocco, in qualche modo poteva arrivare Sorrisi, preso ormai in controtempo e palla persa da Cristian Calvaruso. Daricca prova ancora a puntare, passa su Sorrisi, poi scarica su Rizzuto. Sgarlata, Daricca cerca la palla al secondo palo, Rizzuto è spaccata, l'uscita di Abate che nega il gol. Occhio a Davi. Daricca, Sgarlata, Rizzuto, ancora Sgarlata, perde palla nel contatto con Calvaruso. Calvaruso poi si accontenta del fallo laterale. Palermo che ha iniziato subito con i giri del motore molto alti, qui fallo conquistato con esperienza da Daricca. Davi, palla per Rizzuto, Sgarlata, Davi fermato da Sanso, prova a ripartire Laveco, Palermo già schierato in difesa, Sanso prova a passare, guadagna fallo laterale, anche qui con esperienza, con sagacia, il numero 7. La rimessa per Calvaruso, Molinaro ricomincia da Abate. Intanto Calvaruso non riesce nel controllo, direttore di gara che ha qualcosa da ridire a Daricca e a Sanso. Intanto fuori Salerno, anzi entra Salerno, va fuori Roberto Sorrisi. Roberto Sorrisi che ha fatto parte del roster del Palermo Calcio 5 nella scorsa stagione. Daricca cerca di passare, lo ferma Mario Molinaro. Rimessa, battuta qualche metro più indietro, Rizzuto scambia ancora con Daricca. Davi fronte alla porta, non trova compagni, allora prova a passare, in qualche modo esce dal labirinto trovando Sgarlata. Sgarlata fermato da Sanso, poi torna in piedi, riesce a passare. Sanso la fa scendere, tocca per Salerno che sbaglia e allora Daricca fronte alla porta, Daricca! 1-0 Palermo, Vincenzo Daricca con l'errore in fase di uscita da parte dell'Aveco sblocca la partita. Vincenzo Daricca. Risultanza di Daricca che ha un po' indispettito i giocatori dell'Aveco. Lo richiama in panchina Mister Lo Piccolo, l'autore del gol che ha sbloccato la partita.
Qui intanto ancora Sanso. Intanto ancora le lamentele di Sanso, le rimostranze verso la panchina del Palermo. Sembra ora che la partita possa riprendere dopo già 2 minuti da quando Tariq ha battuto Abate. Riprende il gioco al Tocha Stadium 2 minuti fa. In senso Tariq ha portato in vantaggio il Palermo Calcio a 5, che qui prova a recuperare ancora palla. Tocca Russo, palla fuori. Allora, pronto sei? Qui Salerno prova a passare, lo trattiene Rizzuto. Il fallo. Il calcio di punizione, il giallo per Rizzuto. Secondo ammonito della partita dopo Calvaruso. C'è una partita. Una partita. Il calcio di punizione lo batte Mario Molinaro. Conclusione, smanaccia fuori lo buio, la palla rimane lì. Salerno chiuso da Sgarlata. Fallo laterale, anzi fallo di fondo per il Palermo Calcio a 5 con lo buio che fionda sul Russo. Non è una palla facile da gestire, infatti si perde fuori. Può avanzare intanto Calvaruso. Mario Molinaro cerca Salerno, trova invece Rizzuto che poi da terra riesce a duellare, chiedendo anche un intervento falloso ai suoi danni. Abate, supera il centrocampo, tocca per Molinaro che fa fatica a controllare lo buio, allora la fa uscire, non vuole ovviamente calciare e battere il suo dirimpettaio, ovviamente non ne ha le doti. Noi che l'anno scorso abbiamo assistito a un gol clamoroso da parte di Toni Costanzo nella partita contro gli Etinari, che è vinta proprio grazie a questa rete. Qui intanto Sgarlata riesce a passare, Sgarlata rimane in campo, il pallone Abate in uscita in anticipo su David che poi frana addosso a Sanso. Calcio di punizione, tocca a Di Grazia, tocca a Calò. Eccolo Calò. Salerno riesce a passare, tocca per Sanso. Sanso prova a disorientare Sgarlata, tiro deviato sul palo e palla che si perde fuori. Occasione gigante per l'Aveco. Si salva il Palermo che adesso deve difendersi dal fallo laterale. Abate è venuto oltre la linea del centrocampo. Di Grazia, Calò, spalla alla porta, Rizzuto se lo mangia, poi David perfeziona il recupero e tocca lungolinea per Russo. Russo fermato da Sanso. Alberto, fatti vedere. Rizzuto, Sgarlata per David. Russo ha spazio per andare. Russo salta un avversario, ancora Russo se la porta sul destro, tiro deviato da Salerno, calcio d'angolo. Va bene, Rizzu, dai. Posizioni, dai, messi bene. Giovanni, messo bene, Giovanni. Puoi giocare? Rizzuto, David la fa passare per Russo, chiude Di Grazia.
Uno, tutto che c'è! Uno che c'è! David batte l'angolo per Rizzuto. Russo si è aperto, riceve contro Di Grazia, si crea lo spazio per il destro, ribatte Calò. Rizzuto riesce a solare per David, ultimo tocco del 27 rosanero, palla che viene gestita dall'Aveco, alza il pressing Sgarlata, si va da Abate che viene lasciato giocare, alla fine opta per il lancio lungo, Salerno aggancia ma non controlla, poi torna anche su David che prova a passare, ancora David, vince il rimpallo, sempre David, pronta alla porta, lo affronta Mario Molinaro senza fallo, secondo l'arbitro si continua a giocare, prova a ripartire l'Aveco ma Sgarlata recupera su Calò. Poi decide di allontanarla anche perché non c'erano varchi per far passare meglio il pallone. Fallo di David su Sanso. Insorge il Toccia Stadium. Tre falli commessi dal Palermo calcio a 5, soprattutto Enrico Sanso sulla punto di battuta. Questo calcio di punizione. Per fischio la battuta di Sanso, murata da Russo, poi esce Abate a gestire il pallone con calma, tocca su Sanso. Sanso sterza, destro, respinge lo buio. Poi Lupo aveva guardato la porta, solo che Abate era già rientrato. Poi Lupo vince un rimpallo. Tocco per Sgarlata che non vuole affrettare la giocata, vuole ragionare. E torna a palleggiare il Palermo. Lupo che ha preso il posto di David, poi Russo cerca la giocata. C'è un fischio. C'è un fallo cumulativo contro l'Aveco. Ragazzi, sono due falli, se per favore li aggiungiamo. Secondo fallo commesso dall'Aveco, siamo quasi a metà del secondo tempo, 14 minuti trascorsi, altri 16 da giocare, più eventualmente qualcosa da recuperare in caso di time out, in caso di perdite di tempo. Torna in partita Marretta intanto, serve lo buio. Sgarlata prova a passare su Calò, in qualche modo ci riesce, poi Di Grazia a dare una mano al suo compagno. Russo prova a tornare su Calò, poi Terranova, la palla messa dentro, respinta, poi Sgarlata la tiene, vince il rimpallo su Terranova, guadagna fallo laterale. Torna in partita da Ricca, servito subito da Ricca. A puntare Di Grazia. Occhio per Sgarlata, il fallo su Da Ricca. Fallo cumulativo. Gioca, va bene, dice. Levati, dice Maruna, dice. Non hai fare tu. Gioca, dice. Facciamoci vedere. Tienila. Servito da Ricca. Anticipato da Di Grazia, poi Sanso. Tre falli a testa adesso per le squadre quando siamo entrati nella seconda parte della ripresa. Triangolo che si chiude, Da Ricca al recupero. Ancora Da Ricca, rischia di incespicare sul pallone, alla fine Calò gliela tocca in fallo laterale. Se ne occupa Marretta della battuta. Palla non perfetta da parte del capitano. Sanso. Calò prova a puntare proprio Marretta che taglia la strada al suo più giovane avversario e consente l'uscita a Paolo Lobuglio. Sgarlata, passa in velocità per le centrali, Sgarlata calcia e lo fa anche male. Terranova, entrata di Sgarlata, si gioca. Giriamoci. Andrea.
Forte, forte, forte. Robby Pivot. Su. Qui Marretta, la palla passa, Terranova arriva, lo attende Lupo, ricomincia da Sanso, palla che rimane in campo, sempre Sanso. No, segui Vice. Di Grazia rischia di perderla, torna la palla da lui, anche con un po' di fortuna. Sanso, Su ancora. Ancora Vice. Di Grazia, lungolina, la palla che arriva a Calò, chiude Lupo. Daricca prova a puntare Sanso, Daricca se la porta sul destro, finta poi vince rimpallo su Terranova, decide di ricominciare perché non c'è spazio per i dribbling. E allora Lupo avanza, lo ferma Calò, l'ha messa Palermo. Scarlata per poi Scarlata. Palla nostra. Non faccio così ora la possibile. Non so, sto chiamando, ma fammelo già possibile. Dai, gioca. Daricca. Tanto torna in partita Tuzzolino. Cercato subito, colpo di testa però di Sanso. Tuzzolino che adesso rincorre il numero 7 avversario, fermato da Marco Marretta. Palla che esce in fallo laterale. Di Grazia, zona tiro per lui, respinge Daricca. Sanso sbaglia il tocco. Palla no, ma palla no, non può stare. Palla piena, dai, via, siamo due. Alza gli occhi. Qui Terranova per Di Grazia. Marretta lo ferma e allora può avanzare. Marretta, la sterzata, tocco per Tuzzolino. Ma palla non sta più forte, se la palla non alza la mano delle penne sceroto. Dai, tempo alla prossima. Daricca dietro. Vieni, scendi. C'è Daricca, palla dentro, poi Lupo non riesce a indirizzare verso la porta, poi Tuzzolino quasi la recupera infine, perché c'è fallo laterale per il Palermo con Lupo, con gli ultimi 11 minuti più recupera alla fine. Palermo avanti 1-0, punteggio da calcio più che da futsal. Daricca, spazio per puntare Molinaro, chiude Calò, chiude Molinaro, fallo laterale Palermo che rimane nella metà campo avversaria. Scucchiaia Daricca alla ricerca di Lupo, poi Tuzzolino non va a puntare, ricomincia da Andrea Lupo. Daricca, spalla alla porta, prova a passare, lo ferma Calò, tutto ok per l'arbitro. Mario Molinaro, Calò prova a passare, lo ferma Marretta, la palla è uscita. Rimessa. Torna Sorrisi in campo. Tuzzolino, Daricca, l'1-2 che si chiude, Tuzzolino è più veloce di Molinaro che però con esperienza, con astuzia, mette il piedino e ferma la corsa del pallone. Poi Daricca recupera una gran palla, Daricca prova a puntare Calò, qui forse ha perso l'attimo giusto per tentare la giocata. Daricca ricomincia da Lupo, è tornato anche Marretta in campo. Tuzzolino, eccolo Marretta. Con calma, ce l'hai. Tuzzolino scambia ancora con Marretta. Daricca, Giochiamo ancora, giochiamo. Tuzzolino Senza forzare. sbaglia qui il tocco Tuzzolino, prova a ripartire Sanso, esce lo buio. Sorrisi, Calvaruso, punta Marretta, l'uscita di Lobuglio che fa carambolare il pallone addosso al suo avversario. Attenzione perché la porta era vuota per un attimo, torna Calvaruso, destro, Lobuglio si tuffa, la mette fuori. Occasione all'improvviso per la Veco. Marretta recupera palla, Lupo. Qui il mismatch che chiaramente mister Lo Piccolo non vuole, allora torna fuori Marco Marretta, torna dentro Vincenzo Rizzuto. Tuzzolino
Prova a ricominciare, rischia di perdere un'altra palla, alla fine si appoggia a Lupo. Rizzuto, Lupo, Tuzzolino subito, palla di ritorno per Lupo, non perfetta, letta bene dal quintetto dell'Aveco che poi costretto a spazzare con Sorrisi. Qui non riesce a gestire palla il Palermo. Calvaruso riesce a passare, ancora Calvaruso, la maglia va giù anche Calvaruso. Punizione, quarto fallo. 4 falli commessi al Palermo, 3 commessi dall'Aveco. Sul pallone c'è Sanso, si scompone probabilmente la barriera del Palermo. Gregori! La ripartenza è gol! Gregori! Vai un po'! Stiamo parlando, fanno gol e finiamo. Sanso alla battuta, c'è un quadrato attorno allo Buio che adesso si va a mettere al fianco di Daricca, fischia l'arbitro. La battuta di Sanso sopra la traversa, il boato dei presenti al Toccia Stadium. Perde palla subito il Palermo. Lo Buio. Poi Tuzzolino, il tocco per Daricca. Lupo. Daricca. Daricca ricomincia da Lupo. Palla sulla corsa ancora del numero 21 che sterza su Sanso. Tuzzolino. Finta di colpo su Sorrisi. Sinistro! Palla fuori all'improvviso Giovanni Tuzzolino. Sanso la gioca su Mario Molinaro, costretto quasi in un angolo, infatti rischia di perdere palla, trova Calvaruso che appoggia Sanso. Molinaro. Calvaruso. Molinaro. Mongolini ancora per Calvaruso, inseguito da Lupo, ancora Calvaruso, finta di corpo, Lupo in qualche modo con la scivolata, poi Calvaruso riesce a tenerla anche in campo. Sorrisi col tiro deviato, Sanso non riesce ad indirizzarla verso la porta e la palla si perde in fallo laterale. È chiama time out mister Lo Piccolo. 5,5 da giocare, 1-0 Palermo. Dategli l'acqua. Cristiano, dopo si papà, lì ci coglioni. La svegliare. Si sono scantati. Con la perdiamo non vinciamo, perché attaccano. Ma cosa fai venuto? Da chi voglio fare ancora? Volete tenere un pensiero? Ma che tu puoi te l'attaccare? O prendiamo un pensiero, o facciamo un e poi vediamo qualche cosa. Prego, aspetta. Quando sei manotto, non manotto facile fare. Finito il minuto di time out richiesto da Salvo Lo Piccolo. 5 minuti e mezzo da giocare, rimessa Palermo che adesso vede Russo, posizione di pivot, uscito da Ricca. Lupo cerca proprio il nuovo entrato che si libera, serve da Ricca. In realtà è uscito Rizzuto, non il numero 21, e qui serve Lupo. Tuzzolino, palla brutta. Qui Sorrisi, l'arbitro fischia mentre Sorrisi stava andando verso la porta. Quinto fallo Palermo.
Alberto! Ma perché si tira il caso? Dai, fallo giocare. Gregory. Probabilmente vuole provarci Sorrisi. Scompone ancora la barriera Lo Buio. Lo Buio che fisicamente mette i suoi compagni in barriera. Sorrisi, Lo Buio la mette fuori, in posa. Fallo laterale. Sanso ricomincia da Molinaro. Abate. Battuta lunga, Lo Buio. Garicca, Russo anticipato da Sorrisi, Sanso prova a raggiungerla, arriva Lupo e scivolata. Signore tempo. E deve entrare a freddo Nicolosi, anche perché il nuovo regolamento del calcio a 5 prevede che ci sia il cambio volante tra i pali. E giocano in 5 quelli dell'Aveco. Qui subito Nicolosi impegnato, riesce a toglierla dalla disponibilità di Sorrisi. Palla in fallo laterale, che occasione per l'Aveco. Abate, ancora non consentito il cambio del portiere al Palermo. Daricca mette fuori. Molinaro cerca Sorrisi. Abate. Molinaro ancora dal suo portiere. Sorrisi sterza su Tuzzolino, rimessa Aveco. Abate. Molinaro. Palla per Sanso che va subito dentro. Nicolosi si oppone. Siamo a 1 minuto e mezzo dalla fine. Molinaro. Abate, non la riesce a tenere. Torna Lo Buio in porta. Però Nicolosi si è disimpegnato molto bene, va detto. Però in questi momenti scivola Paolo Lo Buio. Sorrisi accelera. Palermo che ha già quei 5 falli. Sanso dentro. Non c'è nessuno sul secondo palo, non arriva Sorrisi sul primo. Palla fuori, 3 minuti da recuperare da qui alla fine. Si chiude a 63 allora. Lo Buio cerca Russo. La palla ha toccato la rete e allora rimessa. E allora torna su Abate, tornano in 5 ad attaccare in casa Aveco. Mario Molinaro. Sanso. Il tocco di Daricca che poi cerca di calciare. Trova la rete superiore. Molinaro, Abate, Molinaro. C'è anche l'arma del tiro da fuori con Mario Molinaro, ovviamente l'Aveco, che cerca ovviamente il palleggio, cerca il giro palla estenuante per cercare il buco. Lo Buio che poi cerca di calciare. La palla è fuori, rimane lì l'Aveco, rimane a soffrire il Palermo, a conservare questo prezioso vantaggio. Tuzzolino intercetta, palla fuori. Sorrisi, finta il tiro, si appoggia a Calvaruso che calcia Abate, c'è il gol dell'Aveco. 1 minuto e 20 dopo.
alla fine. Poi esultanza di Abate che si becca il rosso, giustamente. Esultanza scurrile offensiva da parte di Gregorio Abate, alla quale veramente non c'è nulla da aggiungere. Stacchiamo anche l'inquadratura perché veramente non merita neanche di essere inquadrato il portiere dell'Aveco, che è andato davanti al pubblico mostrando il doppio dito medio. Sicuramente nulla a che fare con lo sport in generale. Signora, ora hai detto 30 e 20, hai detto 30. Poi hai chiamato 3 minuti e loro hanno segnato. Dove ci manco 2 e Qui abbastanza assurdo il tentativo di difesa di Sanso, che dice che il suo portiere non ha fatto nulla. Per fortuna ci sono le immagini con le quali potete giudicare, ma qualcosa di abbastanza brutto quello che si è visto. Signori, da questo momento 2 minuti ancora da giocare, ovviamente. Parlavo poc'anzi del gol del portiere trovato da Costanzo nella scorsa stagione contro gli Etinelli. Questa volta il Palermo il gol del portiere lo subisce. Da Ricca, palla per Lupo, da Ricca, Lupo, Palermo che ha ovviamente l'uomo in più. È entrato in partita Messina, Tuzzolino, il tiro, ribattuto, poi Lupo, Tuzzolino, Lupo, Tuzzolino, guarda la porta, finta su Molinaro, Tuzzolino, l'uscita di Messina che copre perfettamente lo specchio. Ancora Palermo, da Ricca, Lupo, Tuzzolino, c'è Sgarlata all'angolo, la palla torna da Lupo, scambiano i due, ancora Tuzzolino, adesso Sgarlata, l'uscita ancora di Messina. Sgarlata con la battuta, Tuzzolino, Lupo, vede Sgarlata, ancora Messina a dire di no, calcio d'angolo. Tuzzolino per Lupo, c'è ancora Sgarlata sul secondo palo completamente da solo. Tuzzolino, Lupo, guarda la porta Lupo, il dribbling su Calvaruso, ancora Lupo, tiro ribattuto. Tuzzolino per Lupo, Tuzzolino pronto alla porta, Tuzzolino sopra la traversa. Batte lungo Messina, fiondato, controlla Lupo e adesso il Palermo può attaccare addirittura in 3 contro 2, ripartenza, Lupo ribattuto. Molinaro se la trascina fuori. Sgarlata per Tuzzolino, fermato da Calvaruso. Lupo sbaglia. Messina rinvia, deve rinviare con le mani però. Rinvia Messina che fionda e per l'arbitro basta così, con meno dei 2 minuti segnalati finisce 2-2, anzi 1-1 scusate, tra Palermo Calcio a 5 e Veco Palermo, e Palermo che getta via un'opportunità per avvicinarsi alla salvezza diretta a strette di mano a fine partita tra le due squadre, ma resta ovviamente la mano in bocca in casa Palermo Calcio a 5
per una vittoria sfumata. Chiudiamo il collegamento dal Toccia Stadium, il punteggio Palermo Calcio